Sabato 10 dalle 15 alle 19 presso il Parco Querini avremo una grandissima festa di tutti i centri estivi della città. I bambini con le loro famiglie potranno venire liberamente, ritrovare i loro compagni, ritrovare le persone che li hanno accompagnati durante l'estate in momenti gioiosi ed educativi. È la prima volta che il Comune di Vicenza organizza un evento finale come questo. Sancirà ufficialmente la conclusione dell'attività estiva proposta per i ragazzi proprio a ridosso dell'inizio del nuovo anno scolastico che comincerà lunedì. A Parco Querini sabato saranno presenti tutte le associazioni che hanno coinvolto gli oltre 26.500 bambini che hanno partecipato alle diverse attività sportive, ludiche e culturali. Per un'edizione di successo è tempo di sottolineare qualche dato dal bilancio. Quest'anno abbiamo avuto ben 31 centri estivi, 26 a tempo pieno, quindi abbiamo dato un servizio capillare in tutte le circoscrizioni, in tutte le zone della città. Abbiamo fatto centri estivi a chilometro zero, richiestissimi, passiamo da 22-23 dell'anno scorso a 31. Quindi il trend è di successo, è in crescita, l'offerta è stata proprio capillare e ben gradita da tutti.